Benvenuti, oggi è domenica 2 febbraio 2025. Il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 17.24. La luna si leva alle 9.18 e cala alle 22.06. Oggi si celebra la festa della presentazione di Gesù al Tempio. La festa è conosciuta popolarmente con il nome di Candelora e viene celebrata esattamente 40 giorni dopo il Natale. Oggi, 2 febbraio, ricorre la Giornata Mondiale della Vita Consacrata. Tale celebrazione è stata istituita da Giovanni Paolo II nel 1997 e riconosce e celebra la vita e il servizio di coloro che hanno scelto una vita di consacrazione religiosa attraverso i voti di povertà, castità e obbedienza. L'elemento distintivo della vita consacrata è la vita fraterna in comunità. Questa non è solo uno strumento per realizzare la chiamata, ma rappresenta un'autentica risposta al richiamo della vocazione, non imposta, ma liberamente abbracciata. Sono 48 le candeline per la cantante colombiana Shakira, star del pop latino che ha venduto oltre 70 milioni di album nel mondo. Shakira ha iniziato la sua carriera da bambina partecipando a vari concorsi canori. Ha vinto 3 Grammy Awards, 12 Latin Grammy Awards e una stella sulla Hollywood Walk of Fame. È anche nota per il suo impegno sociale e umanitario. Shakira è stata fidanzata dal 2011 con il calciatore Gerard Piqué, da cui ha avuto 2 figli. Nel 2022 ha annunciato la fine della loro relazione. Festeggia 67 anni Paolo Del Debbio, saggista, giornalista, insegnante ed autore televisivo. Ha condotto programmi di informazione e approfondimento come Quinta Colonna. Dal 2019 conduce Dritto e Rovescio, il programma di attualità e politica che affronta i temi più caldi della cronaca, e dal 2 settembre 2024 conduce il programma 4 di sera. Compie 43 anni l'ex nuotatore Filippo Magnini, 2 volte campione mondiale nei 100 metri. Ha iniziato a nuotare a 5 anni e ha debuttato in nazionale a 18 anni. Ha partecipato a 4 edizioni dei Giochi Olimpici. Ha vinto anche 4 medaglie d'oro ai campionati mondiali. Magnini ha anche partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Ballando con le stelle, L'isola dei famosi. È stato fidanzato dal 2011 al 2017 con la nuotatrice Federica Pellegrini, con cui ha formato una delle coppie più amate dello sport italiano. Nel 2021 si è sposato con la showgirl Giorgia Palmas, da cui ha avuto una figlia, Mia. È il 2 febbraio del 2007, allo stadio Massimino di Catania si gioca il derby tra i rossazzurri e il Palermo. A prestare la propria attività di servizio d'ordine c'è anche l'ispettore capo di polizia Filippo Raciti, che da poco ha compiuto 40 anni. Per lui un tragico destino. In seguito agli incidenti nati all'esterno dello stadio, una vera e propria guerriglia scatenata da 250 ultras locali, viene colpito violentemente da un corpo contundente e ucciso. Sapete cosa si intende per programma in informatica? Si tratta di un insieme di parole e simboli che forniscono un insieme di istruzioni chiamato codice sorgente, che verrà tradotto per essere compreso dal computer. La tecnologia, come ben sappiamo, avanza a velocità elevatissime. Basti pensare che l'Apollo Guidance Computer, cioè il computer a bordo del programma Apollo, progettato per una missione spaziale, usava meno programmi di quelli a cui abbiamo accesso noi con dei comuni telefoni cellulari al giorno d'oggi. Caposaldo della letteratura del Novecento e opera cruciale nella nascita del romanzo moderno,
L'Ulisse di James Joyce viene pubblicato il 2 febbraio del 1922 a Parigi dalla libreria Shakespeare & Company, luogo di incontro di scrittori e artisti del calibro di Ernest Hemingway e Francis Scott Fitzgerald. Oggi vi voglio raccontare la storia e il significato di un'espressione molto curiosa: attaccare bottone. Può avere due significati. Il primo è quello di annoiare qualcuno con delle chiacchiere inutili. Il secondo è quello di avvicinare qualcuno che ci piace per iniziare una conversazione. Questa espressione ha origine nella bellissima Venezia, dove le dame facevano un gesto molto particolare per sedurre i cavalieri che passeggiavano lungo il Liston, una zona dove si svolgeva il rituale del corteggiamento. Le dame, infatti, indossavano uno scialle con delle lunghe frange che facevano svolazzare con la mano per agganciarle ai bottoni della giacca dei cavalieri che le interessavano. In questo modo creavano un contatto fisico e verbale con il potenziale pretendente e gli attaccavano bottone. Il matto di oggi è lo scrittore irlandese James Joyce. Scrisse solo 4 romanzi, ma con quelli ha cambiato la storia della letteratura. Sulla trama dell'ultima opera, Finnegan's Wake, si discute ancora oggi. La stesura si intreccia col disagio psichico. Lo scrittore infatti soffriva di depressione, fobie e abusi alcolici. Al centro della simbiotica relazione con la figlia Lucia, anche lei con problemi mentali. Parlando di lei confessò: qualche volta mi dico che quando lascerò questa lunga notte, lei guarirà. Ci salutiamo con la frase del giorno. James Joyce diceva: un uomo di genio non commette sbagli, i suoi errori sono volontari e sono i portali della scoperta. E con questo anche oggi ci salutiamo, ma mi raccomando, non perdete l'appuntamento di domani per iniziare al meglio un'altra settimana con l'Almanacco. Buona domenica e buona giornata dalla vostra Martina.